Licata si è mobilitata sabato sera in favore della legalità e contro il malaffare, con una fiaccolata che ha visto un'ampia partecipazione di gente partita da Piazza Progresso con un giro nelle maggiori vie cittadine per poi ritornarvi. L'appello dell'iniziativa è stato lanciato da Anna Triglia, accolto da tanti, la Presidente del Consiglio di Licata, per chiedere alle istituzioni un maggiore controllo del territorio licatese, ed è stata sostenuta dai consiglieri comunali licatesi, cui ha dato il suo ampio sostegno la Chiesa, con in testa al corteo Don Damiano, il primo cittadino della città, Balsamo. Onorevole Cambiano, quanto è importante un'iniziativa come questa in un momento difficile per la città dal punto di vista della legalità? È una testimonianza, la partecipazione è importante. Licata è fatta di tanta gente laboriosa ed onesta che ha voglia di normalità, quindi siamo qui per riappropriarci dei nostri spazi e per condividere valori positivi di fratellanza e di convivenza civile. Il Presidente Triglia ha voluto fortemente questa iniziativa, c'è tanta gente, forse poteva essercene di più, però c'è una testimonianza di presenza. Sicuramente, io intanto lo invito a riprendere questo slogan dove dice: se ognuno fa qualcosa si può fare molto di più. Sono le parole di Padre Pino Puglisi. Mi pare che ho già detto tutto. Don Pino, la Chiesa è presente stasera, ha collaborato alla realizzazione di questa iniziativa, tanta gente per dire ancora una volta un no chiaro e definitivo all'illegalità. Assolutamente presente. Basta sentirsi uomini e donne per condividere questo momento che appartiene a tutta questa nostra città. Nessuno mette il cappello se non questa città delicata che ha necessità di vivere nella libertà. È stato firmato da diverse parti in prefettura ad Agrigento, assumendo degli impegni e auspicando un cammino. Ricordo, ho richiamato alla memoria, adesso in macchina, ho richiamato alla memoria che in quell'occasione ho voluto sottolineare che quello era un inizio di un cammino, ma poi un cammino non basta iniziarlo, perché il cammino si inizia sempre da fermi, poi bisogna fare il primo passo a cui aggiungere il secondo e così via, no? Ecco, lì si è iniziato un cammino e in quell'occasione, dicevo, ho sottolineato come è importante il ruolo della prevenzione più che della repressione, perché per la repressione ci sono le autorità, la pubblica sicurezza che lavora bene, è attenta, però noi non dobbiamo arrivare alla repressione, noi dobbiamo fare in modo che non ci sia bisogno di azioni repressive, e allora bisogna impegnarsi nella prevenzione, e quella è responsabilità di tutti e di ciascuno, è responsabilità delle famiglie, degli adulti, è responsabilità delle istituzioni, la scuola prima di tutto, dei gruppi, delle associazioni, dei movimenti, delle variegate realtà religiose e ecclesiali. Prevenire la illegalità e così prevenire la criminalità organizzata, che nella illegalità, ecco, trova il terreno di cultura.